Oh, ciao ragazzi, oggi è 23 giugno 2016, benvenuti all'estate, l'estate 2016, fantastico, guardate dove mi trovo. Mi trovo a Solanas, di provincia, mi pare di Sinai. È un posto meraviglioso questo, ragazzi. L'acqua è cristalla, è bella, verde acqua. Allora, io sto facendo questa sperimentazione per farvi far vedere com'è la spiaggia di Solanas e poi le rocce bellissime che ci sono qui in questa spiaggia. Andiamo subito a visitare, andiamo. Guardate che bello. Questo sono una delle insomma, quattro spiagge più belle della Sardegna, perché le più belle sono quelle che si trovano verso ovest o verso est, che si trova verso Villa Simius, Costa Rey, Calapira e tanti altri spiagge che ci sono sulla costa della Sardegna. E Solanas diciamo che si trova tra i centrali verso Mani di Butau, mi sembra, è pieno di spiagge qui e il mare è bellissimo. Adesso noi saliamo su quella roccia, la vedete? Guardate che bello. Bello. Questa è Solanas, io la chiamo Solanas la spiaggia d'oro, perché se notate la sabbia è tutta dorata, è molto particolare. Poi saliamo verso le rocce, andiamo. Guardate tutte le rocce. Sai una cosa? Forse è meglio che mi metto le ciabatte, perché qui un po' le rocce sono fatte, guardate, tutta a punto, quindi ci metterò i piedi e farà abbastanza male, e quindi torno indietro e il mio frandito. Torno subito, ragazzi. Eccoci qua, sono riusciti a salire perché io, vedete, mi sono messo il frandito, mi sono messo, e quindi guardate quanto si vede bene, incredibile. Guardate che verde acqua, guardate. L'acqua è veramente splendida. Solanas, la spiaggia d'oro. Quello è una specie di albergo strano albergo. È l'albergo più importante di Solanas è questo qua. Ok, eccoci, sono riuscita ad avanzare. No, non ci posso credere, guardate le cagate che fa l'uomo e la donna quando vogliono andare a farsi i bisogni, lo fanno alle rocce vicino al mare, ma ti rendi conto? Guardate, le cagate, queste sono le cagate di Solanas, non ci posso credere, che macello, guardate. Un macello, come dice il mio amico che vive in continente, lui dice che è macello perché lui
c'ha il suo modo di parlare, perché lì noi qui parliamo in sardo, parliamo una lingua castellaia o se no diciamo cagliaritano, invece lì parlano nella loro lingua diversa, si chiama dialetto. Dobbiamo adesso salire la parte più difficile. Che disastro, guardate quante cose che ha fatto il creatore. Il creatore insieme con la madre terra, guardate. Tutto che sommerge, anche la dea del mare. Che bello. Oh yeah, stiamo salendo. Ok, riuscite a salire. Che bello. Che stiamo salendo. Tra poco arriviamo nel punto più alto, sperando che ce la farò. Ce la farò? Forza, Andrew Pepper, sali, principe Andrew Pepper. Sali, ce la puoi fare. Ok. Forse è meglio che stacco e riattacco appena sono su, ok? Eccoci qua! Oh, che bello! Solanas! Guardate! Che meraviglia! Il mare è cristallo, come una piscina. Quasi quasi qui l'acqua è molto più pulita la piscina. Perché quando sono andato a Diverland era sporca, perché la gente non si lava e quindi è sporca la piscina. Guardate! Che bello! Persone che stanno pescando, che hanno la maschera e hanno il boccaglio, e quello è il padre che lo sta inseguendo. Wow, guardate quanto è grande queste rocce, guardate. Guardate l'hotel. Sinceramente questo hotel fa veramente cagare. Che cavolo si fa sopra in mezzo a questi alberi belli? Questo hotel fa veramente schifo. Non so neanche come si chiama e quindi mi devo avvicinare per sapere come si chiama questo cavolo di hotel. Adesso noi siamo qua, sperando che non faccia male. Ok, sono fatto. Vediamo se si vede. Ecco qua, si vede. Vedete? L'hotel, però il nome si capisce ancora. Si chiama Casa Lasso Scoglia. Ah! Ecco, mi sono ricordato. Si chiama Casa Scogliera. Si chiama l'albergo di Casa Scogliera di Solanas. Che bello! Mi sono messo a cagare. Perché sai com'è? Potevano fare molto più bello questo albergo. Fare un colore blu che ci abbina col mare, con gli alberi che c'è un bellissimo verde. Guarda, una grotta. Una piccola grotta per gli animali che vivono sottoterra, tipo possono essere i conigli, le merdone, i ratti, possono essere anche i tipi di animali che possono andare sottoterra, tipo i serpenti, le bisce, capito? Vedete, l'albergo è sempre qui sopra. Qui c'è il coso, una specie di burrone, piccolo burrone pericoloso. Se noi stiamo proseguendo. Fatta.
Che bello. Beh, diciamo che questa è una mia nuova sperimentazione. Una persona mi ha chiamato per fare questa sperimentazione. Avete visto, ragazzi? Voi mi dovete chiamare, mi dovete invitare per fare le sperimentazioni e io sono venuto. E questa persona mi ha portato qui a Solanas. Loro diciamo che non volevano farsi far registrare, farsi far vedere dalla telecamera perché la persona è vietato la privacy, e quindi allora io ho detto tranquillo, vado io a sperimentare per conto mio. Ecco cosa c'è. Ah, mi sa che qui potrei mettere da una parte la telecamera. Oh, eccoci qua, ho appoggiato la telecamera in un piccolo spazietto tra le rocce e quindi mi potete vedere meglio. Salgo lì, se ce la faccio, se cado così mi mettete a ridere. Io spero di no, perché se cado mi faccio molto male. E quindi vado. Vedete, voi state guardando bene dallo schermo. Vedete, poco a poco. Vedete, poco a poco, se voi vedete bene. Ecco, infatti me lo immaginavo. Adesso io provo a zoomare, così voi potete vedermi bene. Così va molto meglio. Vado subito, Vivo!